Il progetto appunto ha avuto come obiettivo la realizzazione di una piattaforma di Big Data e Data Analytics, e soprattutto è stata proprio un'occasione di collaborazione, di mettersi insieme all'interno di un progetto unico per la realizzazione di un'unica piattaforma. Questa piattaforma, che va sotto il nome di MyData inizialmente, adesso si è trasformato passando da Smart City a una piattaforma di Smart City, una piattaforma di Smart Region, sotto il nome di Veneto Data Platform. Quindi l'esperienza naturalmente ha portato con sé, naturalmente un miglioramento, una capacità, una governance di progetti complessi, e soprattutto di un'acquisizione di competenze proprio nell'acquisizione e gestione di dati per creare informazione. Competenze che naturalmente si fa fatica naturalmente ad acquisire, ma è stato un momento, sicuramente un momento progettuale proprio che ha dato la possibilità alle città di crescere su questo aspetto. Questo progetto naturalmente ha che cosa? Sia l'aspetto data analytics, ma molto anche quello che è l'aspetto dell'IoT, quindi dell'internet delle cose, e quindi di fatto ha a 360 gradi affrontato quello che è l'ambito del data driven decision making.